Tutti, oggi siamo a Villa Vicentina, provincia di Udine. Allora, qui c'è una situazione un po' ingarbugliata perché mi hanno detto che qui avrei trovato la caserma Baffile Rossani, che dovrebbe essere questa qui a destra. Però qui di fronte c'è la Montevodice, mentre dalla parte opposta dei binari c'è la 184esimo battaglione che avevo già fatto e non ero riuscito ad entrare. Quindi io non capisco se la Baffile Rossani è quella di là dei binari o è questa, perché qualcuno mi ha detto che questa è sempre la Montevodice. La Montevodice però è anche da questa parte, è questa, ed è inaccessibile, completamente chiusa, mentre questa invece è aperta. Quindi noi entriamo qui dentro e comunque sia, qualsiasi nome abbia, cercheremo di capire che caserma è e com'è fatta. Come vediamo anche qui, come a Ialmicco, alla Vinicio Lago, hanno iniziato i lavori di deforestazione, che sono dei lavori molto costosi, perché qui per 20-22 anni queste piante hanno proliferato, erano vere e proprie giungle, quindi qui adesso si può camminare e quindi noi cercheremo di capire com'è. Allora, questo è il classico capannone dove probabilmente c'erano i mezzi militari, si presume. Vediamo un attimo. Esatto, e c'è anche l'officina. Vediamo l'officina. Vediamo il tunnel che è stato chiuso e un altro tunnel di là, più in fondo. Qui c'era probabilmente l'ufficio, mentre dalla parte opposta, anche lì quello era proprio un garage per i mezzi. Ma comunque noi facciamo un passo alla volta. Questo edificio lo abbiamo visto. Qui vediamo il primo tunnel, pieno d'acqua tra l'altro, e qui vediamo il secondo, per l'ispezione della parte inferiore dei mezzi. A questo punto possiamo provare ad entrare in un altro degli edifici. Per esempio quello qui di fronte assomiglia molto a quelli che ho fatto la scorsa settimana alla caserma Monte Pasubio di Cervignano. Qui comunque non è agevolissimo passare perché devono ancora rimuovere tutti i tronchi. Approfitto di questa passeggiata per ringraziare tutti voi per il successo che sta avendo il mio canale ultimamente. Siete tantissimi, guardate tutti i miei video, avete guardato quello di 1 ora e 40 della Monte Pasubio, che 1 ora e 40 non è proprio poco per un video, è il mio record infatti, e quindi io vi voglio ringraziarvi tutti, perché mi state dando una grossa mano a crescere, e per me è una soddisfazione, perché pur non guadagnandoci niente, almeno lo faccio per rendere felici le persone, oltre che rendere felice me, perché io sono sicuramente felice quando faccio queste esplorazioni e poi mi tengo in forma. Tra l'altro mi sono stati fatti i complimenti da un architetto per la visita della caserma Monte Pasubio, perché lui ha detto che alla Monte Pasubio ho avuto il coraggio di entrare in alcuni edifici dove lui, architetto, non sarebbe mai entrato. Ma non solo questo, mi ha anche detto che è un passo molto veloce e starmi dietro non sarebbe stato facile. Quindi questo per me è un complimento, perché nonostante i miei 51 anni e i 101 kg, vuol dire che sono ancora abbastanza in forma e spero di continuare a mantenermi in forma grazie a queste escursioni. Allora, anche questa era un'officina oltre che un garage. Possiamo vedere qui un altro tunnel
vi dico che questa è un'altra mattinata freddissima, però grazie alla nuova termica che sto utilizzando da alcune settimane vi posso dire che termica più giacconi in neoprene e sto veramente bene, eppure è mezzo centimetro di stoffa in tutto, però anche qui che sono meno 3 gradi si sta molto bene. Quindi diciamo che da quando ho iniziato ad adottare l'abbigliamento tecnico sono molto più leggero, sudo di meno e quindi riesco anche ad essere più concentrato per i video. Bene, abbiamo visto anche questo edificio, vediamo il soffitto, qui non c'è un piano superiore, non è come gli edifici della Monte Pasubio perché questa era più un'officina. Lì c'era addirittura il lavaggio, molto curioso, c'era addirittura il lavaggio per i mezzi. E noi cerchiamo di uscire da un'altra parte perché qui ci sono alberi e non c'è nulla da vedere, quindi cerchiamo di andare a ritroso e vedere cosa troviamo. Allora ci manca ovviamente quell'edificio lì in fondo ancora. Noi siamo usciti da questo qui di fronte, qui c'è il muro della caserma, vediamo qui dietro cosa c'è, ma credo che non ci sia più niente. È che sono rimasto, come vi ho detto, fuori da questa caserma spiazzato, perché alla fine è come se ci fossero 3 caserme qui, è come se fossero 3 caserme, e siccome io sapevo che ce n'erano 2, per me è un po' un problema capire dove siamo. Comunque in ogni caso noi questa caserma la stiamo facendo, o stiamo provando a farla, perché io non so come riuscirò ad arrivare lì in fondo per fare questo edificio qui, e qui è veramente una giungla, è veramente una giungla. No, ci conviene tornare indietro e provare a trovare un passaggio dall'altra parte, e qui hanno iniziato a disboscare, però hanno lasciato tutto in mezzo e non è per niente facile andare avanti. E poi io sono con una mano sola, quindi o filmo o cammino. Bene, noi continuiamo ad andare avanti, ma intanto facciamo l'edificio qua di fronte, perché a questo punto, visto che siamo qua, facciamo questo edificio qui di fronte a noi. Mamma mia, se fossi venuto magari fra 2 settimane avrei trovato tutto ripulito, forse, e forse no, perché magari sono finiti i soldi. Comunque vabbè, facciamo questo, ormai siamo arrivati a questo e facciamo questo. Mi sono spezzato un ginocchio, ma capita. Eccoci qua. Questo palesemente era un garage. Guardate le radici degli alberi cosa hanno fatto, guardate che roba, un serpente, e non ci sono alberi qui vicino, quindi la radice arriva almeno da una quindicina di metri da dietro quel muro. Sì, come dicevo, questo era sicuramente un garage, assolutamente. Qui venivano messi i mezzi e forse anche dei materiali stoccati qui.
Allora, vedete lì la stazione di Villa Vicentina, lì in fondo. Eccola lì. I militari erano comodissimi ad andare a casa perché qui uscivano dalla caserma e trovavano la stazione, che però adesso è chiusa. Non ne ho idea perché. Comunque qui vediamo ricambi. Ricambi. Qui vediamo un gufo che è rimasto chiuso, povero. Vediamo lì, eccolo, l'abbiamo aiutato a uscire. È andato nell'altra stanza. Vabbè. Avevamo aiutato il gufo a uscire da questa trappola ed è entrato in un'altra trappola. Vediamo se riusciamo a farlo uscire anche da di là, povero. Io amo i gufi, sono animali bellissimi, però è uscito da una delle finestre rotte, almeno sembrerebbe, proviamo a controllare. Sì, probabilmente è uscito da queste, da una di queste. Bene. E come potete vedere questa caserma, come agli Alnico, stanno ripulendola di tutto. Il problema è la terranno pulita o fra 5 anni sarà come prima o 10. Vediamo che l'albero è tagliato di fresco, quindi essendo tagliato di fresco si presume che sia una cosa recente. Allora, proviamo ad andare un attimo in giro per vedere se riusciamo a raggiungere la parte laterale della caserma, perché qui abbiamo finito. Qui c'è l'altana, lì dietro ci sono i binari, quindi qui non c'è più niente, però dall'altra parte c'è ancora qualcosa da vedere, sempre se non mi spacco una gamba prima. Adesso proveremo a vedere questo edificio qui. Sì, oggi ho problemi di stabilità perché è pieno di tronchi ovunque e rami. Qui hanno rimosso qualcosa, ma all'interno è tutto, come avete visto, cioè non è facile camminare e filmare. Comunque ce l'abbiamo fatta. Siamo ancora qui. Eccoci qua. Allora, vediamo un attimo. Beh, qui non si va da nessuna parte, credo. Vediamo. No, qui non si va da nessuna parte, però volevo entrare in questo edificio io. E anche in questo qui dietro. Forse ce l'ho fatta a trovare un passaggio per questo. Vediamo. Passerò davanti al condominio, ma non importa. Non è mica tanto facile passare di qua. Scusatemi, ma non è facile. Non è per niente facile andare avanti. E come sapete io voglio fare il video insieme a voi, se questo mi è possibile, ovviamente. Ecco qua, ho sfondato con la mia mole. Qui siamo su un condominio. Mamma mia ragazzi, che impresa titanica, anche perché il freddo mi ha tolto l'elasticità.
e qui ci vuole tanta elasticità per andare avanti. Adesso bisogna tornare indietro di qua perché l'ingresso è dalla parte opposta. Eccolo qui, qui c'è l'ingresso. Se tutto va bene siamo arrivati. Scusatemi che mi sistemo perché ho dei seri problemi ai lacci. Un'altra cosa da fare sarà trovare delle scarpe senza lacci. Estive le ho senza lacci da trekking, ma bisognerà trovarle anche invernali perché i lacci sono una trappola mortale. Sui rovi si mollano sempre. Qui ci vuole la mia torcia, direi. Anche qui c'erano quasi sicuramente i mezzi militari, credo, perché vedo le saracinesche tutte chiuse tranne una. Poi andremo al piano di sopra per vedere cosa c'è o cosa ci sarà stato. Probabilmente era un magazzino, tipo un magazzino ricambi. Certo che è parecchio grande e non avevo mai visto sopra questi garage un altro piano come questo. Guardate che grande, saranno 80 metri, 70-80 metri sicuri. Qui anche illuminato, pieno di guano come sempre, e ci sono i colombi che si appoggiano sulle travi e poi producono. Siamo saliti da una parte, adesso scendiamo dall'altra. Qui vediamo il buco, si sta aprendo, ma comunque non è assolutamente pericolante qui sopra, è più che sicuro, disse prima di cadere. Ok, va bene, adesso finché ci muoviamo, intanto lì c'è la strada, quindi siamo arrivati al confine anche di qua. Finché ci muoviamo io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Come sempre vi chiedo di mettere mi piace al video e di diventare follower del canale, così ogni volta che faccio dei nuovi documentari verrete avvisati e potrete vederli subito, perché io già inizio a caricarli 2 minuti dopo aver spento il cellulare. Fra 10 minuti questo video sarà già in caricamento. Tra 10 minuti sarà già in caricamento questo video. Allora mi manca questo edificio qui, questo qui, che è quello appena si entra a sinistra. Riuscirò a farlo? È una specie di posto di guardia, di uffici, non lo so, vediamo. Dall'altra parte non ho visto ingressi, ecco, però lì c'è un ingresso e anche lì. Allora, uno è irraggiungibile e ci sono